Buonasera e ben ritrovati con le informazioni di Telefriuli. In apertura alla grave crisi in cui versa il settore dell'autotrasporto. La proroga dei 30 centesimi di sconto sul carburante deciso dal governo non soddisfa il comparto, che rischia il fermo. Non per protesta, afferma Stefano Adami, capogruppo di Confartigianato, ma perché non conviene più viaggiare. I margini economici non ci sono. Sentiamolo. Cosa sta accadendo in questo momento nell'autotrasporto? Mezzi che si fermano per necessità, non certo per protesta. Il prezzo così elevato del costo dei carburanti, delle materie prime, in generale un po' di tutto, fa sì che i margini siano azzerati. Non sempre si riesce a scaricare sulla committenza questo aggravio continuo di aumento di costi e di conseguenza alle volte si lavora in perdita. Alcune aziende preferiscono fermare i propri camion piuttosto che andare a rimettere. Quante aziende sono a rischio? Fare un numero è azzardato. Si può dire che sono molte aziende che sono in difficoltà di cassa e di liquidità, questo sì. Il governo ha prorogato lo sconto dell'accise per quanto riguarda i carburanti. Questo sconto che è stato prorogato per quanto riguarda l'autotrasporto ha una posizione neutra, in quanto i 25 centesimi più IVA alla pompa che vengono scontati non possono essere recuperati da parte dell'autotrasporto con il rimborso delle accise del gasolio per i mezzi pesanti di classe energetica Euro 5 superiore, per cui per questo per noi è un'operazione neutra. A causa della riduzione dei approvvigionamenti del gas dalla Russia seguiti ai conflitti con l'Ucraina, la centrale termoelettrica A2A di Monfalcone è rientrata in funzione. La riaccensione avvenuta a partire dal lunedì scorso nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa delle centrali a carbone non è la prima volta che accade quest'anno, era successo a marzo nell'ambito di un'attività di routine e a maggio. La centrale è dotata di un'autorizzazione integrata ambientale che scadrà nel 2025, per cui fino a quella data può entrare in funzione senza alcuna particolare formalità. Finora le riaccensioni sono in media inferiori al 2021, spiega nei dettagli il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinte. Molto dipende anche dalle richieste di Terna e dalla richiesta di energia per il gran caldo di questi giorni. Si rischia un boom di aziende fallite. In Friuli Venezia Giulia a lanciare l'allarme è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Tra le cause il caro energia carburante, l'impennata dell'inflazione, l'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il super bonus 110%, i mancati pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti dei propri fornitori, che secondo una stima in Friuli Venezia Giulia si aggira attorno a 1 miliardo di euro. I settori più a rischio risultano essere il commercio e le costruzioni. In termini assoluti sono stati 32 finora gli imprenditori che hanno portato i libri in tribunale nei primi 5 mesi dell'anno. Diversamente arrivano buone notizie dal mercato del lavoro, anche se i numeri si riferiscono ai primi 3 mesi dell'anno. Le assunzioni aumentano del 40% rispetto allo stesso periodo del 2021, cresce però anche il fenomeno delle dimissioni. Andiamo a vedere tutti i numeri. Le assunzioni riprendono quota in Friuli Venezia Giulia e a trainarle è il turismo. Nel primo trimestre, in base ai dati forniti dall'INPS e rielaborati dall'IRES regionale, i nuovi impiegati nel settore privato sono aumentati di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, da 26.700 a 37.800, circa 11.100 unità in più. La crescita in termini percentuali è stata particolarmente accentuata per i rapporti stagionali, che sono triplicati rispetto al primo trimestre 2021, e proprio questa dinamica conferma la fase positiva del settore turistico, che nel recente passato è stato particolarmente penalizzato dalle restrizioni introdotte per fronteggiare la pandemia. Ma c'è un altro fenomeno che avanza nel mercato del lavoro ed è quello delle dimissioni dei lavoratori. Dalle 20.400 interruzioni dei rapporti di lavoro nel primo trimestre dell'anno scorso si è passati a 31.300 di questi primi 3 mesi dell'anno, oltre il 50% in più. Tanto per fare un paragone, nel 2014 le dimissioni davano conto di poco meno della metà di tutte le cessazioni. A partire dal 2021 la loro incidenza supera il 75%. Nella classificazione nazionale la nostra regione è al quarto posto dopo la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Nello specifico il 40,9% di questi rapporti cessati si è concluso entro 3 mesi dall'attivazione, in calo infine licenziamenti di natura economica.
E ora diamo uno sguardo alla situazione dei contagi. In Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.270 test e tamponi sono state riscontrate 1.387 positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, più 3 rispetto a ieri, mentre pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 136, un numero che rimane stabile. Oggi si registra un decesso a Udine. E proprio a causa dell'aumento dei contagi da Covid, alcune corse degli autobus a Trieste sono saltate. L'avviso è stato pubblicato sul sito dell'azienda del trasporto pubblico locale Trieste Trasporti. Sono infatti 14 le linee interessate dalla riduzione del servizio. La cronaca: un uomo di 38 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni a seguito di un incidente sul lavoro accaduto attorno alle 11:30 a San Giovanni al Natisone in una ditta di arredamento. Secondo una ricostruzione l'uomo è caduto da un'altezza di oltre 4 metri procurandosi seri traumi al torace e al capo. La prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini a cura dei carabinieri della compagnia di Palmanova e degli ispettori dell'azienda sanitaria. Voltiamo pagina. Shock nel mondo per la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha di fatto demandato a ciascun Stato la competenza di decidere su come regolamentare l'interruzione di gravidanza. Una decisione che fa riflettere anche in Italia, dove si rianimano vecchie discussioni. Sentiamo due esponenti politici del Comune di Udine, Giovanni Govetto di Forza Italia, Andrea Sandra, esponente di sinistra, ed entrambi avvocati. Giovanni Govetto, inevitabilmente quanto è successo negli Stati Uniti pone un problema sulla questione dell'aborto. Si pensava anche che fosse un diritto acquisito, ormai è diventato. Questa sentenza ci dice che non è un diritto acquisito. Questa sentenza ci dice che in verità, per la delicatezza del tema, per il fatto che è un tema che tocca i diritti della libertà della donna, certo, ma anche i diritti alla vita del concepito e del nascituro, è comunque un aspetto che continua a sollevare problemi. Io non parlerei, come molti fanno, di siamo tornati indietro di 200 anni. Succede che anche cose che erano in qualche modo ritenute acquisite appunto rivengano messe in discussione. L'aborto fa sorgere delle domande, le ha sempre fatte sorgere. È una vicenda che merita davvero tanta attenzione anche per i riflessi che poi si generano nel dibattito nostro interno. E d'altra parte anche in Europa viviamo situazioni simili di un certo arretramento dal punto di vista dei diritti civili. È una questione importante che va affrontata con attenzione, senza liquidarla in maniera semplicistica, ma anzi facendone un argomento di ampio dibattito. Bisogna concentrarsi però su un dato fondamentale. Esistono dei diritti civili che devono essere preservati. Esiste un diritto all'autodeterminazione che deve essere assolutamente tutelato. Non ci devono essere certamente fughe in avanti da una parte o dall'altra e soprattutto non ci deve essere demagogia, perché il tema comunque riguarda le coscienze di tutti e quindi non è un tema da poco. Domani si torna al voto. Per 3 comuni in Friuli Venezia Giulia è previsto il ballottaggio, oggi insediati regolarmente i seggi. Allora sentiamo quali sono queste sfide. Sono 58.828 gli elettori chiamati al voto per il ballottaggio dei comuni di Gorizia, Azzano Decimo e Codroipo. Di sicuro la sfida più importante è quella che si gioca nel capoluogo esontino, dove il sindaco uscente, Rodolfo Ziberna, tenta il bis e parte in vantaggio sulla concorrente Laura Fasiolo. Nel primo turno l'esponente del centrodestra raccolse 6.330 voti rispetto a 4.666 della candidata del centro-sinistra, uno scarto quindi di 11 punti in percentuale. Ad Azzano Decimo, dove andò a votare il 55% degli elettori, a sfidarsi saranno Massimo Piccini in rappresentanza degli Lista Azzano e Fratelli d'Italia ed Enrico Guin che guida le liste Partito Democratico e Azzano insieme. Qui il margine nel primo turno è stato di appena 206 voti. Infine a Codroipo, dove l'astensionismo nella prima tornata si è fatto ancora più sentire con appena metà degli elettori che si è presentata alle urne, la lotta è stata tra Guido Nardini, che nel primo turno mancò di pochissimo la maggioranza dei voti con il 49,32%, e l'esponente del centrodestra Gianluca Mauro, che cercherà la disperata rimonta. In tutti e 3 i comuni non c'è stato alcun parentamento di liste, seggi aperti dalle 7 del mattino alle 23. Continuiamo a parlare di politica. A Udine la sinistra tenta di unirsi dopo le divisioni del passato e annuncia la discesa in campo di un nuovo soggetto politico per riconquistare il capoluogo friulano. L'intervista a Furio Onsel.
Onsel, la sinistra unita, verrebbe da dire finalmente. Penso che anche guardando quanto avviene fuori da Udine si vede che c'è molto bisogno di certi valori, c'è molto bisogno di certe premesse e c'è molto bisogno di certi progetti che vanno nella direzione della giustizia sociale, che vanno nella direzione dell'ambiente, dei diritti, no? E certamente la sinistra è sempre stata sostenitrice di questa visione. Anche quando io ero sindaco a Udine avevamo fatto di Udine una città internazionale anche che si costruiva su questo. Proprio il numero di persone oggi presenti sta ad indicare quale bisogno ci sia. È chiaro che guardiamo alle elezioni sia regionali che comunali del prossimo anno, ma non ci sono perimetri, non ci sono candidati, non ci sono coalizioni, non ci sono bandierine, non ci sono liste. C'è solo il bisogno di progettare, perché c'è bisogno appunto di un progetto forte dopo 5 anni tutto sommato di totale disorientamento. Il Partito Democratico è una forza politica importante con la quale appunto tutti noi abbiamo sempre dialogato e quindi continueremo, diciamo, a farlo, però è evidente che c'è bisogno di una riaffermazione di certi principi. È possibile battere il centrodestra e tornare di nuovo al governo qua a Udine? No, ma io penso che sia indispensabile, altrimenti perderemo molto prestigio, diventeremo sempre meno significativi e meno anche importanti in un contesto che diventa sempre più difficile. Voltiamo pagina, al via con l'estate l'operazione Mare Sicuro della Capitaneria di Porto del Friuli Venezia Giulia. 13 mezzi navali e 83 uomini della Capitaneria di Porto fino al 18 settembre vigileranno sulla sicurezza in mare e a terra. Ha preso il via l'operazione Mare Sicuro 2022 ed è rivolta a pattugliare le zone di acque da Muggia a Lignano Sabbiadoro. L'estate 2022 sarà anche la prima senza le numerose restrizioni del Covid. Andremo sicuramente a fare un'attività di prevenzione, ma anche nello stesso contempo di repressione lì dove sarà da reprimere. L'attenzione sarà rivolta in particolare alle imbarcazioni che, se non sono targate, non potranno andare in Slovenia, e sul rispetto della distanza di sicurezza dalle zone balneabili, e in caso di infrazione la multa è di circa 1.000 euro. Fascia che può essere differente a seconda della zona e della località, per cui invito a prendere puntuale visione e conoscenza dell'ordinanza di sicurezza balneare. Oggi Grado compie 130 anni, era infatti il 25 giugno del 1892 quando l'imperatore Francesco Giuseppe la consacrò come luogo di villeggiatura marina più alla moda dell'impero. Numerosi gli eventi che animeranno le spiagge e il centro storico per festeggiare l'Isola del Sole. Era il 25 giugno 1892 quando l'imperatore Francesco Giuseppe proclamò Grado stazione di cura e soggiorno, dando il via a una storia di sole, mare e successi che ancora oggi elegge questo antico borgo di pescatori a meta balneare preferita dalla Mitteleuropa. Oggi per noi è una grandissima giornata quando si pensa 130 anni fa l'imperatore ha firmato il decreto che ha portato Grado nella posizione di luogo di cura e soggiorno. Il Consorzio Grado Turismo, con la collaborazione di Promo Turismo e il Comune di Grado, ha creato un potpourri di eventi per celebrare questa data importantissima. Abbiamo concerti, eventi teatrali, show cooking, mostre e video mapping, una cosa nuova che oggi, stasera alle ore 21:30, parte la prima serata per 4 giorni, partendo da oggi fino a martedì prossimo, dalle ore 21:30 alle ore 24, raccontiamo la storia e i tesori della nostra città Grado e anche di Aquileia. Chiudiamo con lo sport, giornata di grandi emozioni per il Pordenone Calcio e per il settore soprattutto femminile nero-verde. L'Under 19 supera la Spezia 2-1, laureandosi campioni d'Italia. Per il vivaio nero-verde il terzo titolo della storia recente, il primo a livello femminile dopo i 2 dell'Under 17 maschile del 2018 e 2019. A mettere la firma sul successo nero-verde sono state Del Frate e Perego nel primo tempo. Bene, questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata a tutti, arrivederci.